Allerta in mattinata a Santa Maria di Sala per la fuga di ammoniaca dall'impianto di raffreddamento della Bugincarni, evacuazione dell'area in un raggio di 350 metri, vigili del fuoco e protezione civile in campo. Chiuse le indagini sulla morte del 45enne di San Pietro in Volta, Bruno Modenese, diminuisce il numero degli indagati, meno pesanti i reati. Un turista tedesco di 79 anni è morto nel pomeriggio a Jesolo mentre passeggiava lungo la riva insieme alla moglie, immediati i soccorsi. Elezioni regionali, nuova ipotesi in campo, sostituire il simbolo della Lega Salvini Premier con la dicitura Lega Zaia. Non ne so nulla, decideranno Stefani e Salvini, dice Luca Zaia. Venezia.com compie 25 anni di attività, molte le personalità cittadine che hanno festeggiato per un quarto di secolo, scandito da manifestazioni, iniziative e provocazioni, sempre per il bene e la tutela di Venezia. Artisti, ricercatori e comunità locali insieme per innovare il rapporto tra cultura, territorio e acqua. Ca' Foscari lancia i lab estivi. Arrivato al Lido il direttore della mostra del cinema Alberto Barbera non dimentica l'appuntamento con la nostra intervista esclusiva per le prime anticipazioni sul prossimo festival. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali la mattinata di allerta vissuta a Santa Maria di Sala per la fuga di ammoniaca che si è registrata in un'azienda di carni. La cronaca nel servizio di apertura. Abbiamo svuotato quasi 350-400 persone che erano addette qui all'interno della nostra fitta e copiosa area industriale. Adesso l'allarme sta rientrando, il raggio di attenzionamento è richiuso a 50 metri dalla Bugincarni, quindi alcuni dipendenti, alcune aziende stanno già riaprendo. Attorno alle 13 la situazione della zona industriale di Santa Maria di Sala sta tornando lentamente alla normalità e il sindaco Alessandro Arpi, eletto da meno di una settimana, può tirare un sospiro di sollievo. Ma fino a qualche ora prima l'atmosfera era tutt'altro che tranquilla. L'allarme scatta alle 7:15, un forte odore di ammoniaca si diffonde per via delle industrie. La fuoriuscita arriva dall'impianto di refrigerazione di un'azienda che lavora carne. Abbiamo contingentato l'area di 350 metri di raggio intorno all'azienda che sostanzialmente coinvolge le aziende del territorio salese, quindi l'area industriale. Abbiamo chiuso il traffico via delle industrie e comunque contestualmente anche avvisato i cittadini di via Stradona che sono prospicienti alla zona industriale di rimanere chiusi in casa con le serrande chiuse. L'area si riempie di vigili del fuoco che assieme ai tecnici della manutenzione dell'impianto e al nucleo NBCR, nucleare biologico chimico radiologico, hanno chiuso le valvole dell'impianto e messo in sicurezza la struttura. Il raggio della zona attorno alla Bugincarni, presidiata da carabinieri e polizia locale con l'ausilio della protezione civile, si riduce da 350 a 50 metri. Devo dire che comunque la rete di collaborazione con le forze dell'ordine, i nostri vigili del fuoco, la protezione civile, la polizia locale ha gestito al meglio l'emergenza e devo dire grazie perché è stata una prima prova importante che ci ha dato anche l'opportunità di rispolverare i contatti e aggiornare anche gli enti preposti con i riferimenti della nuova amministrazione e quindi anche del sottoscritto. La cronaca giudiziaria con la Procura della Repubblica che ha chiuso le indagini sulla vicenda che ha portato alla morte del 45enne di San Pietro in Volta, Bruno Modenese, diminuisce il numero degli indagati, meno pesanti i reati. La Procura della Repubblica ha chiuso le indagini e chiesto l'archiviazione per 2 medici dell'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia, dopo la morte di Bruno Modenese, il 45enne di San Pietro in Volta, deceduto nel settembre del 2023 e ritrovato dai familiari con varie fratture ed ecchimosi riportate durante il ricovero in ospedale. L'autopsia non è riuscita a chiarire con certezza le cause della morte, perciò per i 2 medici è stata formulata la richiesta di archiviazione, mentre per gli altri indagati le contestazioni si fanno meno pesanti, passando dall'ipotesi di omicidio colposo a quella di lesioni. I familiari di Bruno Modenese, assistiti dagli avvocati Augusto Palese, Renato Arberini, Paolo Vianello e Gianluca De Biasi, hanno presentato immediatamente opposizione alla richiesta di archiviazione. Così l'avvocato Palese riporta la posizione della famiglia, ancora distrutta dal dolore. I familiari del compianto Bruno Modenese rispettano l'attività che sta svolgendo la Procura veneziana
e rispetteranno sicuramente le determinazioni dei giudici che verranno coinvolti, ma intendono portare avanti ogni tipo di iniziativa volta all'accertamento della verità dei fatti. Oltre alla colluttazione ci sono anche i farmaci somministrati durante il ricovero in ospedale finiti al centro delle indagini. Restano indagati un medico, 2 infermieri e anche ora una terza infermiera. Qui viene contestata la presunta ipotesi di favoreggiamento per aver cercato di difendere l'operato dei colleghi. Il caso comunque non è ancora chiuso. I familiari del povero Bruno hanno parallelamente formulato una richiesta risarcitoria nei confronti dell'Ulstra Serenissima, in quanto sono convinti, unitamente ai nostri consulenti, della riconducibilità del decesso di Bruno a responsabilità di tipo strutturale in ambito civilistico assicurativo. Un turista tedesco di 79 anni è morto a Jesolo nel primo pomeriggio di oggi mentre si trovava in prossimità della battigia. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, l'uomo stava passeggiando in compagnia della moglie con i piedi nell'acqua quando è improvvisamente crollato. A quel punto è stato portato a riva dagli assistenti bagnanti che hanno avviato le pratiche di rianimazione in attesa dell'intervento del SUEM 118. Sul posto sono quindi giunti i sanitari e l'elisoccorso da Padova, ma i tentativi di salvare la vita all'anziano si sono rivelati vani. La pagina della politica, le elezioni regionali, c'è una nuova ipotesi in campo, ovvero sostituire il simbolo della Lega Salvini Premier con la dicitura Lega Zaia. Non ne so nulla, decideranno Stefani e Salvini, dice Luca Zaia, che sembra però confermare l'intenzione di presentare una lista civica con il suo nome. Sono tutte cose, supposizioni che leggo dai giornali e quindi rispetto alla stanza dei bottoni direi assolutamente sono delle novità, perché noi di riunioni non abbiamo mai fatte. Dopodiché abbiamo un segretario regionale che è il segretario Stefani e uno nazionale che è Salvini e vedremo di capire quali saranno le decisioni. Intanto dobbiamo capire quando si andrà a votare, perché a questo punto dobbiamo innanzitutto concentrarci sulla data del voto e capire quando, e dopo immagino che si decideranno a caduta tutte le altre cose. Ogni strada sembra politicamente aperta, oggi più che mai. Luca Zaia risponde sornione a chi gli chiede se davvero c'è allo studio una lista Lega Zaia con il nome Zaia a sostituire almeno in Veneto la dicitura Salvini Premier. Sarebbe questa una delle mosse sul tavolo in vista delle regionali d'autunno? Qualcuno starebbe lavorando pure al simbolo. La Lega è una sola e dopodiché è ovvio che ci può essere una lista civica, ma quella fa parte di tutte le campagne che abbiamo fatto. Io in particolar modo ho sempre avuto una lista civica d'appoggio. Insomma, nel ribadire un concetto solo all'apparenza scontato, il Presidente dà comunque una notizia, quella che una lista civica con il suo nome è quasi inevitabile, eventualità che gli alleati di Fratelli d'Italia vedrebbero come fumo negli occhi perché destinata a convogliare troppi voti dai partiti ufficiali. Lucida l'analisi di Dimitri Coin, segretario della Lega Trevigiana. Questo sarebbe il percorso ideale al quale tutti i leghisti in Veneto sono pronti. Vorrebbe dire interrompere un'alleanza in Veneto con il centrodestra, e queste scelte comunque devono essere fatte dalla segreteria regionale e dalla segreteria federale. Sullo sfondo la partita del terzo mandato, con le aperture arrivate anche da esponenti di Fratelli d'Italia, l'ultimo Ignazio La Russa al Salone Nautico. Troveremo una soluzione giuridica, detto il colonnello Meloniano, e seconda carica dello Stato, senza però circostanziare cosa e come. Vedo che di aperture ne abbiamo molte, ringrazio, però è anche vero che ad oggi noi abbiamo questa convocazione delle elezioni. Dopo se accadrà qualcos'altro non glielo so dire perché non dipende da me. È bene ricordare che il Presidente della Regione in questa fase si dedica a fare in modo che tutte le partite che abbiamo aperte siano partite che portiamo avanti. I temi della sicurezza sul lavoro ci portano a Noventa di Piave. Decine di aziende, istituzioni e oltre 160 partecipanti tra lavoratori, consulenti, formatori e tecnici hanno partecipato ad Armonia in Pratica, la 2 giorni organizzata alla Tergas di Noventa di Piave, dedicata al tema della sicurezza sul lavoro e formazione, con convegni e prove pratiche. Il tema è fondamentale, non basta parlarne, ma come oggi fare delle azioni concrete. Questo anche accordo tra Stato e Regioni ci dà ancora qualcosa in più su cui lavorare, soprattutto perché anche gli imprenditori devono mettersi in prima linea e quindi non possiamo altro che fare un plauso a queste iniziative.
Secondo i dati INAIL, nel primo trimestre del 2025 si sono registrate complessivamente 200.000 denunce di infortunio, con un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tra queste, le denunce di infortunio con esito mortale sono state 195, segnando un aumento del 2,5%. Ma quali sono le criticità che vengono riscontrate nei luoghi di lavoro? Carenza di formazione a carico sia dei lavoratori che di tutta la catena della sicurezza nelle aziende, quindi anche dei preposti, degli RSPP e anche dei datori di lavoro. Inoltre c'è una carenza di formazione legata alla formazione nella lingua d'origine dei lavoratori, perché vediamo che tante volte quando sentiamo il lavoratore che si è infortunato, che parla una lingua estera e noi abbiamo bisogno dell'interprete, ci domandiamo ma come avrà fatto questo signore ad avere una formazione efficace, visto che capisce magari solo la lingua araba o lingue balcaniche. L'iniziativa è promossa dalla società di consulenza e formazione Armonia di San Donà di Piave in collaborazione con Confapi Venezia e Apindustria Servizi SRL. Il tema è un coinvolgimento diverso dell'imprenditore in tema di sicurezza e formazione sul lavoro. Nella prospettiva di questo nuovo accordo Stato-Regioni, sostanzialmente la figura dell'imprenditore diventa parte attiva anche nei processi formativi per la sicurezza. Quindi quello che noi diciamo da sempre e che penso da sempre sia come imprenditore sia come rappresentante di un'associazione di categoria, è importante che gli imprenditori considerino la sicurezza sul lavoro una parte importante delle loro abilità imprenditoriali. Voltiamo pagina, c'è un importante traguardo, Venezia.com compie 25 anni di attività. Allora anche noi volevamo fare gli auguri a Venezia.com, che si da 25 anni che si occupa del rispetto della nostra città, si occupa del denunciare tutto quello che succede. Ma denunciare cosa? Ma fai affari vostri! 14 novembre 2009 si celebra il funerale di Venezia. Un corteo acqueo coloratissimo e allo stesso tempo funebre percorre il Canal Grande. Si ferma poco distante dal ponte di Rialto, di fronte a Caffarsetti, e depone polemicamente una bara all'ingresso del comune. Una manifestazione senza precedenti. Mai il dramma dello spopolamento di Venezia, della scomparsa del suo tessuto sociale, era stato denunciato in maniera così forte e incisiva. Così come gli spettri del futuro, esattamente un anno dopo, nel 2010, denunciando una città disneylizzata, una festosa flotta di barche dà il benvenuto a chi arriva a Piazzale Roma e alla stazione. Benvenuti a Veniceland, parco a tema turistico. 14 anni prima che col contributo d'accesso lo facessero davvero, va in scena quella che allora appariva al massimo come una provocazione di fantasia. Un botteghino distribuisce biglietti per entrare a Venezia assieme a una mappa con le principali attrazioni. Chi poteva ideare due manifestazioni in grado di portare alla ribalta internazionale i problemi di Venezia? Venezia.com. 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 Venezia.com compie 25 anni, un quarto di secolo. 25 anni di iniziative, dibattiti, feste, provocazioni, goliardate, denunce, proteste, appelli, manifestazioni. Ad esempio, sul ponte della Costituzione, costato più di 11 milioni di euro, se piove si fatica a camminare perché si scivola, senza contare l'ovovia da quasi 2 milioni mai utilizzata, e Venezia.com manifesta in completo da montagna con tanto di sci ai piedi, un'altra azione che farà il giro d'Italia. Caro Oliver, c'era una volta Venezia.com. Ma ti sa perché dico c'era una volta? Perché si passa 25 anni. Dalla prima grande intuizione di Stefano Soffiato, che in un'epoca in cui i social non esistevano ancora aprì su internet una finestra virtuale su Piazza San Marco, Venezia.com è cresciuta, è diventata un'associazione e soprattutto una protagonista importante della vita cittadina, sorretta da tante persone, soprattutto dall'infaticabile Matteo Secchi, pronta ad altri 25 anni di battaglie con e per Venezia. Oh, Coffinio! Anche a me! Evviva Venezia.com, tanti auguri, ciao Fioi! Ma chi sei Venezia.com? Non state preoccupare, dopo ti spiego, dai, scappiamo! Intanto proprio a Venezia Ca' Fosca rilancia i lab estivi per ripensare il turismo fluviale a nord-est.
il Lab Village è un laboratorio di sperimentazione e innovazione in ambito turistico, all'interno del quale il mondo della ricerca prova a mettere insieme il mondo dell'impresa con quello delle istituzioni, con quello delle produzioni culturali, per interrogarsi sullo stato di salute del turismo e per fare innovazione nel settore turistico. Prende il via l'azione outdoor del progetto Lab Village Turismo, Cultura e Industrie Creative, guidato da Ca' Foscari e finanziato dal PNRR. Per tutta l'estate nelle province di Treviso, Padova e Verona si svolgeranno laboratori artistici e scientifici dedicati alla valorizzazione del turismo fluviale, toccando località suggestive delle prealpi trevigiane come Cavaso del Tomba, Segusino, Valdobbiadene, Cison di Valmarino, Follina, Miane, Revina e Lago, ma anche i territori di Cerea e Carmignano di Brenta. Turismo più verde, più sostenibile, più attento al benessere, più attento a generare più valore di quello che consuma sui territori. Il centro è l'acqua come luogo nel quale si generano risorse, ma l'acqua anche come pezzo di territorio che negli ultimi decenni ha subito delle vere e proprie violenze. Coinvolgendo attivamente cittadini, studenti, operatori e istituzioni, i laboratori mirano a ripensare il paesaggio delle rive e delle infrastrutture idriche attraverso teatro, cinema, cammino, sociologia e didattica. Da Marco Paolini a Massimo Cirri, a Paolo Malaguti, a Mauro Varotto, a Rita Pelusio, tantissimi sono gli artisti che sono coinvolti. Si può camminare insieme, si può raggiungerci la sera tranquillamente nei luoghi in cui faremo gli spettacoli e soprattutto in questa novità del Festival a Giusta Distanza, che dal 4 all'8 luglio porterà 10 chef cosiddetti stellati a trasformare la materia prima del territorio, i piccoli produttori, allevatori e coltivatori che metteranno a disposizione le loro eccellenze del territorio, che verranno trasformate in piatti deliziosi, mi immagino. Io non vedo l'ora di cominciare. Arrivato al Lido di Venezia il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, che non dimentica l'appuntamento ormai tradizionale con la nostra intervista esclusiva per le prime anticipazioni del festival. Lorenzo Maier. È al Lido solo da poche ore, già in piena attività nel suo ufficio al Palazzo del Cinema, che è più che mai un cantiere. Il direttore dell'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, non dimentica l'appuntamento con la nostra intervista esclusiva. Rientrato dal Festival di Cannes in Francia, ecco le prime anticipazioni dal Lido sulla mostra che verrà in agosto. Io ho cominciato a lavorare a gennaio, senza interruzione, perché è arrivata una valanga di film. Ho visto molti dei film che erano proposti allo stesso tempo anche a Cannes, quindi sto facendo 2 selezioni, una per Cannes e una per Venezia. Aspettiamo dei grossi film, ci sono molti film americani, ci sono importanti film francesi, un po' da tutto il mondo, qualcosa dal sud-est asiatico, qualcosa dall'America Latina, anche film italiani ovviamente, e quindi le prospettive sono di una stagione ricca. Sarà un red carpet colmo di star americane. Credo che il tappeto rosso quest'anno sarà affollatissimo, forse ancora più dell'anno scorso. Tanti americani, credo più dello scorso anno, perché Hollywood è stata funestata prima dal Covid, poi dai due scioperi e poi dagli incendi che hanno rallentato la produzione, però che invece è ripartita, e sulla carta i film americani sono tanti e sono molto promettenti. E sulla prossima conduttrice della mostra dice: datemi ancora un paio di settimane, stiamo mettendo a punto delle soluzioni, però non ci siamo ancora. Il secondo Leone d'Oro alla carriera verrà annunciato a breve, spero la settimana prossima. Il presidente di giuria è Alexander Payne, grande regista, più volte vincitore di Oscar, più volte nominato agli Oscar. Insomma, come sempre le anticipazioni della Mostra del Cinema passano prima per Antena 3 grazie al nostro Lorenzo Maier. È tutto da Venezia, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.